Signore e signori, da questa giornata uggiosa vi do il buongiorno e il bentornati su questo canale. So che ultimamente non sono proprio esattamente molto costante, ma diciamo che... però alla freccia magari, no? Dicevo, so di non essere molto costante, però diciamo che ultimamente ci sono un po' di problemi di lavoro, di impegni, di qua, di là, così, di qua. Allora però ho detto vabbè, oggi la giornata sarà quello che sarà, probabilmente ci beccheremo la pioggia, ma non importa, volevo fare un bel giretto e condividerlo con voi. La destinazione di oggi, anzi le destinazioni di oggi per i motociclisti friulani sono tappe note, tappe che avranno sicuramente fatto almeno una volta, ma uno degli obiettivi di questo canale è quello di condividere le bellezze della nostra terra, ovvero Friuli Venezia Giulia, con chi magari non è mai stato da queste parti. Ora che siamo arrivati a Fagagna ci attendono un bel po' di statali noiose, perciò direi di fare un maestrale lavoro di regia e vederci direttamente tra poco. Da quella parte si va a Maniago, il paese dei coltelli, dove è stato fatto anche il coltello di Rambo. Negli anni c'erano tantissime industrie che producevano coltelli praticamente per tutto il mondo, adesso sono un po' calate, ma quelle poche che sono rimaste non producono coltelli, ma producono opere d'arte, perché sono veramente delle robe bestiali. Ed eccoci arrivati nel comune di Barcis, famoso per il suo lago di origine artificiale, costruito prevalentemente per avere una riserva idrica e una produzione di energia. Noi adesso abbiamo la sfortuna di avere questo camion davanti, ma la strada è molto curveggiante, molto larga e l'asfalto è in ottime condizioni, quindi può essere un buon modo per divertirsi, ovviamente rispettando il codice della strada. Se passate da queste parti e avete bisogno di mangiare qualcosa di veloce e anche in tranquillità, se non mi ricordo male, qua avete il distributore e qua sotto c'è un chioschetto che fa poche cose ma le fa bene. Deve essere qua del campo sportivo, che palle, esattamente là. Chi è che va a 58, scusa? 36, non c'è nessuno. Insomma, come dicevo poco fa, il lago di Barcis è un lago artificiale che non è nato da esigenze turistiche di abbellimento del territorio o chissà cosa, ma è nata da esigenza di avere una centrale idroelettrica in queste zone, nata per volontà della SADE, Società Adriatica dell'Energia. Praticamente agli inizi del Novecento c'era questa forte ambizione da parte della dittatura fascista di Mussolini di ottenere da parte dell'Italia l'indipendenza energetica. E pensate che la centrale idroelettrica del lago di Barcis è stata una delle prime a fornire l'energia per illuminare Piazza San Marco a Venezia. Assieme a questa centrale idroelettrica la stessa società costruì anche la diga del Vajont per realizzarci anche lì una centrale idroelettrica, ma qua ci torniamo a breve. Il lago di Barcis, tra l'altro, è stato un bruttissimo teatro per quanto riguarda la tempesta Vaia, la tempesta che colpì molto duramente sia il Veneto che il Friuli, e nel bacino di Barcis tra l'altro ci fu la maggior quantità di pioggia registrata durante quella tempesta, che arrivò quasi a 900 millilitri di pioggia, un dato impressionante, tant'è infatti che la tempesta Vaia colpì con una forza brutta tutti i boschi e ancora ci ricordiamo un po' tutti i pezzi di fatto divelti di bosco che qua a Barcis portarono a un fenomeno disastroso, ovvero quello praticamente di prendere tutti i residui di fango, di ghiaia, di terra e soprattutto di alberi e trascinarli all'interno del lago, e tutto questo legname era talmente imbevuto di acqua che non fu più possibile usarlo per scopi artigiani, ma fu totalmente riutilizzato per
produrre legname da riscaldamento tipo pellet e per scopi industriali per l'industria qua vicino. A seguito sempre di quella tempesta ci fu un'opera molto forte da parte della regione della protezione civile di sghiaiamento del Cellina, che è questo fiume che porta l'acqua al lago di Barcis, in modo di evitare appunto il riempirsi del lago di tutto questo materiale di deposito che andava a rovinare tutto quanto e a mettere a rischio la popolazione, innalzando il livello dell'acqua in fenomeni catastrofici come questi. Nel mentre che vi ho fatto questo momento da Super Quark, noi siamo usciti da Barci e andiamo verso la prossima destinazione di oggi, che è la diga del Vajont. The leather's cold, the engine's hot, but the clubhouse is a grave. I stare at shadows on the wall, souls I couldn't save. Every photo's got a smile I won't see anymore. A ghost in every empty glass poured out upon the floor. I tried to drown the silence out, I tried to drink it deep, but the whiskey just reminds me of the promises we couldn't keep. I ride the asphalt and the ghost at 100 miles an hour, searching for the edge of the line, the breaking of the power. I wear the smell on my chain, a vow it's hard and steel, in memory of fallen bikers. This is how the damn road feels. We gave our lives to the road. E ora che siamo arrivati a questo punto, direi che è l'ora di iniziare un altro momento da Super Quark o Geo in Geo, come preferite. Quella che vedete qui davanti non è una montagna, ma di fatto è tutta una montagna che si è distaccata da là, ed è esattamente il motivo per cui si è verificata tutta la catastrofe del Vajont. Quindi torniamo indietro, inizi del Novecento, Società Adriatica dell'Energia vuole costruire centrali idroelettriche a destra manca, viene identificata questa zona del Vajont, viene identificato questo punto strategico dove poter accumulare tutta l'acqua e contenerla con una diga altissima che all'epoca era una delle opere ingegneristiche più grandi d'Italia. Come vedrete tra poco l'altezza è veramente incredibile, pensare soprattutto all'epoca in cui è stata costruita. Ma c'è un piccolo dettaglio, il piccolo, non così tanto piccolo, ma strategico dettaglio è che quella montagna là viene chiamata, anzi si chiama Monte Toc. In friulano è il diminutivo di Patok, per voi che è il diminutivo di Patok, che significa marcio, fraidume. Quindi nonostante tutte le persone di questo territorio e tutti questi biglietti sono tutti biglietti commemorativi delle persone che hanno perso la vita, nonostante le persone del posto abbiano effettivamente avvisato che non era il caso di costruire da queste parti una diga di questo tipo che si intravede dietro quella recinzione, c'era questa volontà di rendere indipendente dal punto di vista energetico l'Italia e quindi avanti tutta, costruiamo la diga. Quella notte, per il fatto appunto che l'acqua indebolì le basi di quella montagna, si staccò una quantità inimmaginabile di materiale da lì, esattamente dove stiamo guardando ora. Vi scriverò qua sopra effettivamente i metri cubi sfossati e qualche paragone. Tutto il materiale si scaricò all'interno del lago artificiale che si era creato, ma la diga tenne. La diga, infatti, quello che vedete è quello che è, non è stata ricostruita, fu leggermente danneggiata ma non da non contenere l'urto. Ma il problema fu che tutto il materiale che si scaricò all'interno del lago in realtà creò un'onda che possiamo definire onda anomala.
talmente alta da scavalcare la diga e riversare una quantità di acqua incredibile giù per la vallata oltre la diga. Ricordo, la diga tenne, non crollò, non ci fu una spaccatura della diga, ma venne scaricato così tanto materiale. Come potete vedere, la diga inizia praticamente allo stesso livello dove siamo noi, e qua c'è questa montagna che ormai sono cresciuti anche tutti gli alberi, che potete vedere che è bella alta, quindi provate soltanto a immaginare quanto materiale effettivamente finì all'interno del lago. Tutto questo materiale andò a creare l'onda sia alla nostra destra, sia, ma soprattutto in avanti, oltre la diga, e si riversò tutto nel paese di Longarone. Era notte, le persone non ebbero il tempo di scappare, l'acqua arrivò in pochissimo tempo, travolgendo qualsiasi cosa e facendo sparire praticamente un paese intero. Le persone erano a casa, non erano nelle fabbriche, i bambini anche erano a casa. Un paese intero nel giro di pochi minuti esisteva sulle mappe geografiche, ma in realtà non esisteva più. Oggi cultura go go! Ho finito con i fatti storici, Adesso noi ce ne andiamo da questa parte, entriamo a Longarone e proseguiamo verso il Cadore. The shadows are always hungry, always riding pillion. They whisper the things I've done, the things I am. This old blacktop is my only confessional. The engine thumps a rhythm, a pulse that's not my own. The steel and chrome is all that stands between me and the grave I walk. I watch my demons shrink in the mirror. Minutes on the road, a temporary ghost, a heavy load. 30 minutes, winding fire, rolling free, my soul runs higher. Is shining, the sun is high. This is a moment that does not belong to the grave. I take the turn, lean deep into the curve. For 30 minutes I forget the things I serve. Come si comporta la Touring da queste parti? Devi sono dato la risposta, anzi mi ha dato la risposta.
asphalt screams, the weight is gone. This is the sound of absolute reckless freedom. Then the time is up, the road turns around, the shadows wait for my return. 30 minutes, that's all they get. Se siete da queste parti, quindi subito prima di Ampezzo venendo dalla Mauria, se prendete questa strada a sinistra salite fino al rifugio Tita Piaz e poi andate al lago di Sauris. È una strada che ne parlo anche sul mio blog, vi lascio il link in descrizione, perché è una di quelle strade che il primo pezzo sì è molto tecnico, molto carino, ma quello che stupisce di più di quella strada è, una volta finito il pezzo tecnico che inizia la strada stretta in mezzo al bosco, sei immerso nella natura e non c'è tanto spazio per parole, ti vivi il momento, è una sensazione strana, dovete provarla. Poi una volta finita quella strada, che si chiama Passo Pura, si arriva al lago di Sauris, e se guardate questo video, e presumo che quindi abbiate gusti simili ai miei, vi dico soltanto 3 parole: sole, cuore e amore. No, scherzo, lago, birra, prosciutto crudo. Porca pedana. Whee! Qua ho grattato anche lo scarico, mi sa. Mi è appena venuta in mente un'idea malsana, potrei farmi il passo rest. Facciamo il passo rest. Allora, secondo la mia opinione, questa è una delle strade più strette e tecniche che si possa trovare in Friuli. I profondi bosco, mamma mia. The chain, ignore the shadow, ignore the rain. Got a ghost in the mirror I don't wanna see, but he's gaining ground, he's chasing me. Pills in the pocket, dust on the soul, the engine screaming but I'm losing control. Someone asks how's it going, brother, I look them in the eye, I don't even stutter, I'm fine. Yeah, I'm doing just fine. Got my iron mask, my shield of stone. Suck it up, drive on, stay in the zone. 'Cause nobody's listening, nobody cares. The road only rewards a man who dares. I'm fine, just fine. Adesso vi faccio vedere una cosa. Slovacchia, però. Allora, vi faccio notare 2 cose. Allora, se dobbiamo paragonare quello che troveremo dopo, diciamo che i tornanti sono simili o più stretti di questo. Adesso va bene che io ho un'apertura ultra wide sulla mia DJI Action 5 Pro, insomma da qui i dislivelli, vedete, sono abbastanza importanti, magari dalla telecamera non rende, ma vi assicuro che questo è anche probabilmente meno pendente rispetto agli altri. La strada sarebbe doppio senso, ma di fatto direi che è paragonabile a una careggiata di statale. Dopo vediamo di là c'è la Daina, la strada che continua, lì si intravede qualcosa, laggiù c'è un tornante, scende, dopodiché laggiù in fondo, non so se riuscite a vederlo,
c'è un altro tornante, la strada che continua di là e il resto è coperto dalla vegetazione. Per farvi capire a che cosa andremo incontro, direi che è il caso di mettervi una panoramica da Google Maps e vi posso assicurare che tutta la strada è così. Anzi, non vi assicuro niente, ve lo faccio vedere. Swallow the pride, choke on the grit. The world is a fire and I'm fuel for it. No use in talking, no use in tears. I've been drowning in silence for 20 years. Every mile is a battle, every turn is a lie. But a rider never shows a fear in his eye. You okay, they ask, passing by the light. I just nod my head and disappear into the night. I'm fine. Yeah, I'm doing just fine. Nobody cares. The road only rewards a man who dares. I'm fine, just fine. The truth is heavy. It's a lead weight. E ora, per ultimo, ma non per importanza, è totalmente inaspettato perché non avevo previsto di venire a fare questo giro, ci stiamo lentamente avvicinando al lago di Redona e ovviamente poteva non esserci una curiosità anche riguardo al lago di Redona. Redona viene dal nome della frazione che c'era nel letto del lago, sempre per quella filosofia riguardante l'indipendenza energetica, fare centrali idroelettriche a più non posso. Fu pensato di fare una centrale idroelettrica ovviamente anche qua, quindi cosa fecero? Presero tutta la popolazione di Redona, si parla di pochissimi abitanti, li sfrattarono, il paese venne sfollato completamente, venne costruita la diga, buttata l'acqua e così nasce il lago di Redona. Ma c'è una particolarità di questo lago: oggi siamo abbastanza fortunati perché pensavo di trovarlo un bel po' più pieno, ma se siamo fortunati dovremmo riuscire a vedere una caratteristica di questo lago, ovvero che quando c'è un basso livello dell'acqua come questo è molto probabile vedere i resti delle case sommerse, perché non si sono fatti troppi scrupoli di prendere e distruggere tutto e poi farci il lago. Hanno sollato le persone, fatto prendere tutto quello che c'era, costruisce la diga, aspetta che si riempia, fine. Bene, direi che per oggi ne abbiamo combinato abbastanza, quindi ora da Redona si ritorna a Spilimbergo e poi ce ne andiamo a casa. Non vi tedierò ulteriormente con strade statali lunghe e noiose, perciò direi che il video di oggi può chiudersi qui. Grazie per aver seguito fino alla fine. Se sei arrivato fino a questo punto vuol dire che hai molta pazienza. Magari per tanti questi luoghi saranno dei luoghi ripetitivi, luoghi che hanno già visto, ma uno dei miei obiettivi è quello di far conoscere, come dicevo prima, al maggior numero di persone possibile il Friuli, e se si è da queste parti il Passo Rest e il lago di Redona rientrano tra le tappe obbligate. Grazie mille per il sostegno che mi date anche quando non sono regolare nella pubblicazione dei video, mi fa veramente molto piacere. Vi chiedo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, per voi è totalmente gratuito, a me fa una differenza enorme. Auguro a tutti una buona settimana e ci rivediamo prossimamente.